UTI, mancata presenza e pericolo di cadere nel sacco con la fusione dall'altra, nel comune di San Giovanni al Natisone la confusione regna sovrana. Un vecchio detto dice che il pesce puzza dalla testa, e in questo caso mai fu così azzeccato. Da alcuni mesi è partita la voglia del cambiamento con la proposta di fusione con Manzano, un modo per evitare l'estinzione territoriale sotto la mossa delle UTI. Il nuovo nascituro ancora in fase gestante già rigurgita dissensi da parte di coloro che vedono nella nuova creatura il dimezzarsi netto del potere da loro esercitato da decenni nella gestione del bene pubblico secondo il loro credo del momento. A Manzano la maggioranza pare favorevole all'unione, ma di Cada al Nadison la bilancia pende dalla parte del no, più per radici radicate, con tanto di muffa che per ragioni serie. Le indecisioni del sindaco, che nelle ultime settimane ha ancora più marcato la sua sindrome di non presenza, rinunciando al seggio all'interno delle UTI del Natisone a favore di Stregna e non Drenchia, come erroneamente riportato in precedenza, pone di fatto il comune friulano in mezzo al guado, alla ricerca di se stesso con un futuro nebuloso già visibile all'orizzonte. Morale, hai è talmente clare che ven furpa i bocui.